Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Quello che sta per arrivare sarà un periodo sicuramente molto complicato, alle porte ci sono le festività natalizie, ma il Natale che ci aspetta di sicuro non sarà quello degli anni scorsi perché ci sono molti aspetti che lo stanno influenzando. Innanzitutto un'inflazione arrivata a livelli record, quelli che non si vedevano da 40 anni all'11%, poi naturalmente il caro bollette che sta continuando a stringere, a mettere in difficoltà famiglie e imprese e in più ci si mettono anche le rate dei mutui che crescono di mese in mese. Per le famiglie friulane dunque sarà un periodo molto complicato quello che sta per arrivare. Di questo abbiamo parlato con la Presidente di Consumatori Attivi, associazione a difesa dei cittadini, per fare un po' il quadro di quello che ci aspetta e di come correre magari a rimedi. Vediamo. Stiamo denunciando il rincaro dei prezzi, soprattutto dei prezzi dell'energia ormai dall'autunno del 2021. Questi prezzi non si stanno arrestando, tanto che abbiamo dovuto constatare come tra settembre e ottobre ci sia stato addirittura un incremento del 30 e oltre per cento di media. Questo ovviamente ha inciso tantissimo sulle rilevazioni Istat, infatti tra settembre e il mese di ottobre abbiamo registrato un aumento di circa il 3,4%, passando quindi a un'inflazione dell'11,9% per quanto riguarda il mese di ottobre. A pesare ovviamente di più sono sicuramente i beni energetici, ma sono anche i beni alimentari, e questo crea grande preoccupazione perché ovviamente quando si arriva a tagliare la spesa delle famiglie, la spesa alimentare, poi si rischia anche di percepire delle conseguenze sulla salute dei consumatori. Il periodo che si sta approssimando è un periodo festivo, quindi il classico periodo natalizio dove tutte le persone cercano insomma di acquistare dei regali e di accontentarsi per quanto riguarda magari delle aspirazioni, delle ambizioni. Purtroppo dovremo parlare di un Natale sottotono, assolutamente sottotono, con negozi sempre più vuoti e con persone che purtroppo passeranno le vacanze di Natale a fare i conti del proprio bilancio familiare per poter far quadrare ovviamente le entrate con le uscite. Per quanto riguarda poi il carrello della spesa che si diceva, le persone vanno al supermercato, chiaramente avendo meno potere d'acquisto, i prezzi essendo così alti bisogna fare anche una scelta, si rischia quindi magari di mangiare meno bene e questo può naturalmente creare delle altre conseguenze. Assolutamente sì, ormai ad esempio per quanto riguarda la frutta, il consumatore non sceglie più la frutta che più gli piace, ma la frutta che è in offerta, e spesse volte magari è la frutta anche più scadente. Stesso dicasi ad esempio per quanto riguarda la carne, non si sceglie più magari la carne di manzo, ma si opta per la carne di maiale, quindi una carne più grassa. Potremmo parlare anche ad esempio del formaggio, anche in questo caso i prezzi dei formaggi magari stagionati, quindi meno grassi, sono ormai alle stelle, e quindi le persone optano per formaggi più freschi, magari con delle qualità inferiori a quelle che diversi prodotti locali potrebbero offrire, e quindi ovviamente insomma questo poi rischia di riflettersi appunto sulla salute. Cosa che non vorremmo mai, perché poi è sempre una spesa che ricade sul pubblico, la spesa della sanità. Oltre a questo c'è tutto il tema del caro mutui, oltre al caro bollette, perché la rivisitazione dei tassi da parte della BCE ha portato ad un incremento considerevole delle rate mensili dei mutui per quanto riguarda l'acquisto della prima casa, quindi beni assolutamente non differibili, e quindi anche questo ovviamente va a pesare molto. Abbiamo registrato diverse segnalazioni di persone, i nostri sportelli, che ci dicono che in 1 o 2 mesi la loro rata è aumentata tra i 60 e i 100 euro. Ovviamente questo, sommato al raddoppio tante volte della spesa energetica per la famiglia,
insomma rischia veramente di mettere in difficoltà a redditi invariati il bilancio familiare. Perché il problema è questo, crescono i prezzi ma naturalmente le buste paga non aumentano insomma nella stessa percentuale, quindi ci si ritrova più poveri di fatto. Il problema è che era da tanti anni veramente che non si vedeva un'inflazione del genere, forse non ci siamo neanche più abituati. Sì, era dal 1983 che non si registrava una situazione del genere. Ricordiamo la crisi del 2008, quella legata ai mutui subprime, che ovviamente ha poi creato delle conseguenze anche sul nostro territorio, e le prospettive non sono assolutamente rosee, nel senso che la conseguenza di questa situazione, anche con una politica così aggressiva sui tassi dei mutui, potrebbe essere una recessione, e questo ovviamente metterebbe in difficoltà anche i conti pubblici. Quindi noi confidiamo a che il lavoro del governo e quello dell'Unione Europea possano portare a contenere assolutamente questo rischio, perché ovviamente un calo anche della produttività metterebbe in ginocchio anche il mercato del lavoro e di conseguenza, insomma, ancora di più le famiglie. Sì, perché se a questo ci aggiungiamo possibili casse integrazioni, riduzioni di orari, certo che il periodo che ci aspetta potrebbe non essere dei migliori. Riusciamo a trovare un punto di vista per essere un po' più ottimisti? Allora, sicuramente il consumatore deve diventare sempre più attento e più razionale nelle proprie scelte. C'è la possibilità di non ridurre assolutamente la qualità della propria vita attraverso una gestione più attenta di quelli che sono i contratti dell'energia, quindi noi consigliamo veramente di accedere al sito dell'Autorità per l'Energia e il Gas. Lì troveremo un comparatore prezzi, di spendere qualche minuto per poter capire se il contratto e quindi le condizioni economiche che ci vengono applicate possono essere in qualche modo rivisitate attraverso altre proposte contrattuali. Già lì potremo trovarci veramente a risparmiare anche centinaia di euro all'anno, ovviamente. E l'altra cosa è invece quella di approcciarsi alla spesa in un modo appunto consapevole e ragionevole, cioè non andiamo sempre a pregiudicare la qualità di quello che noi andiamo a mangiare. Quindi se dobbiamo risparmiare, magari mangiamo un pochettino di meno, che forse in tanti casi ci fa anche meglio, però ecco, prediligiamo magari prodotti del territorio di cui conosciamo la filiera anche di produzione. In questo modo, oltre ad aiutare noi stessi a mangiare bene, anche aiutiamo il territorio a continuare a sopravvivere. Due categorie soprattutto più a rischio sicuramente i bambini, perché si riflette insomma su di loro questa minor capacità di spesa delle famiglie, e poi gli anziani, soprattutto quelli che vivono da soli, che magari vivono con la pensione minima, no, come si dice, e che devono far fronte comunque alle spese di tutti i giorni, al mangiare, andare dal medico, perché abbiamo visto che anche magari c'è un taglio sulle spese mediche, ci si cura meno, si fa meno prevenzione, e questo non va bene. Sì, dai dati raccolti emerge come il 30% delle persone addirittura stia rinunciando a delle visite o a dei percorsi di cura, che possono essere i percorsi anche di cura odontoiatrica, per poter cercare insomma di risparmiare qualche soldo per la vita quotidiana. Oltre a questo, un dato rilevante è anche che circa il 62% delle persone ha già iniziato a tagliare la spesa in generale, quindi ha già iniziato a ridurre costi per ovviamente magari la palestra, abbonamenti, vestiti, eccetera, eccetera. Il 92% degli italiani, e questo è un altro dato che fa riflettere, invece si è messo a tavolino e ha iniziato ad analizzare le spese ovviamente della famiglia, per cercare di capire come nel prossimo futuro potrebbe in qualche modo razionalizzarle. Quindi sicuramente la percezione da parte del consumatore c'è della situazione che stiamo vivendo, c'è la consapevolezza della necessità di organizzarsi anche per il futuro, e c'è la percezione del fatto che questa situazione purtroppo non è destinata a risolversi nel breve periodo. Noi speriamo che l'intervento anche della BCE di aumento tassi cali nella sua aggressività
e venga contenuto nel tempo, perché uno stress del genere veramente sarebbe insostenibile. Ultima battuta riguarda le truffe o chi si approfitta di questa situazione per inserirsi, per andare a promettere magari sul fronte dell'energia, ma anche su tanti altri fronti, delle minori spese che poi insomma si rivelano, o addirittura dei guadagni che poi non si rivelano assolutamente possibili. Sì, segnaliamo in realtà 3 emergenze. Allora, tutte che ci arrivano attraverso telefonate commerciali non autorizzate, dove ci vengono proposti o nuovi contratti per l'energia, oppure nuovi contratti di telefonia, oppure ancora la possibilità di investire attraverso piattaforme di trading online. Attenzione, non stiamo ad abboccare. Solitamente per quanto riguarda il mercato dell'energia ci viene detto che questa fantomatica società che ci chiama è una società riconducibile all'Enel, e invece questo non è mai vero. E in più ci viene detto che dobbiamo velocizzare il nostro passaggio al mercato libero, perché il mercato di maggior tutela cesserebbe col 1° gennaio 2023. Sfatiamo questo mito, perché alla luce della nuova normativa la data di passaggio al mercato di maggior tutela è stato nuovamente prorogato, quindi sia per l'energia elettrica che per il gas il mercato libero diventerà obbligatorio per tutti, salvo proroghe nuove, dal 10 gennaio 2024, quindi ad oggi non c'è nessuna urgenza di fare scelte affrettate, soprattutto concludendo un contratto al telefono. Per quanto riguarda invece la telefonia, continuiamo ad avere segnalazioni da parte di consumatori che ricevono telefonate dal loro operatore, e in realtà non è il loro operatore, che gli dice che la proposta contrattuale che hanno sta scadendo e quindi che devono immediatamente scegliere un nuovo piano tariffario. Purtroppo viene invece attivato un piano tariffario con un altro operatore con costi assolutamente esorbitanti rispetto a quello che c'era, e quindi dopo c'è tutta la necessità di andare a gestire queste pratiche. L'ultimo caso, che riguarda tanti consumatori purtroppo nel nostro territorio, è una vera emergenza, è quella legata alle piattaforme di trading online e alle criptovalute. Abbiamo perso un po' il contatto con la realtà e con gli sportelli bancari, anche a causa della desertificazione degli sportelli, quindi della chiusura degli sportelli sul territorio, e quindi riteniamo che magari l'online possa essere la soluzione. In realtà in quelle situazioni non abbiamo nessuna tutela, spesse volte affidiamo i soldi a soggetti che non conosciamo e che non esistono, e questi soldi nel momento in cui facciamo il bonifico vengono dirottati in Lituania, in Estonia o in Polonia, e da quel momento noi non li rivedremo più. Riceviamo tantissime denunce purtroppo per persone che hanno perso dai 60 ai 300.000 euro, quindi veramente attenzione. Queste dunque le considerazioni dell'avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Noi ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi perché tra poco andiamo a sentire anche qual è l'umore delle persone che vanno al mercato e fanno difficoltà a fare la spesa. Tra poco. Seconda parte di Screenshot. Come abbiamo visto nella prima parte di trasmissione, insomma, le difficoltà non mancano per le nostre famiglie, prese tra il caro bollette, l'inflazione galoppante, il caro mutui e la difficoltà di fare la spesa, con carrelli che si preannunciano sempre più vuoti di fronte a quello che sarà un Natale austero. Allora noi siamo andati a fare un giro nei mercati cittadini, tra gli ambulanti, tra le persone che fanno acquisti, con Daniele Paroni, per cercare di capire qual è l'aria che si respira in mezzo alle bancarelle. Appunto Daniele Paroni è andato nel mercato settimanale di Martignaco per raccogliere le voci delle persone. Sentiamolo. Quanto sono aumentati i prezzi nei mercati settimanali nel nostro Friuli? A quanto pare i prezzi sono calmierati, ma nonostante questo sono aumentati invece nei supermercati. Intanto però in queste aree storiche e la tradizione appunto della visita al mercato sta scemando, e gli operatori sono particolarmente preoccupati, e qualcuno si affida a quello che ci sta lassù perché le cose migliorino. C'è il caro vita, ha notato un aumento dei prezzi, come si comporta, signora? Io vengo poco al mercato, però ogni tanto un viaggetto, una guardata lo do.
Vedo che hanno abbastanza buoni prezzi, vedo che sono un po' alla camera a gas, alla canna, proprio perché cercano, poverini, anche di vendere, c'è poco, si vedono i sacchetti, che se sono o no delle persone, no? E se no, se non si vede roba che gira, vuol dire... In vista del Natale, col portafoglio starà più attenta? Io a Natale sono sola perché ho avuto 3 morti in 2 anni e mezzo in famiglia e sono io e lei, però sono felice alla vita lo stesso. Io ho viaggiato molto, sono artista, sono venuta anche a Telefriuli una volta, vi seguo. Quindi il caro vita lei non la preoccupa? Sì, mi preoccupa perché essendo sola devo gestirmi al meglio. Come vanno gli affari, signora? Per quest'anno un po' peggio, sì, perché la gente anche manca soldi, sì, così. Voi avete dovuto aumentare i prezzi o più o meno siete come l'anno scorso a livello di listini? Sì, è aumentato poco, un po', sì. Quanto in percentuale? 5%, 10%? 100 più o meno, sì, così. No, no, no. Ma c'è meno gente anche al mercato? Sì, anche meno vedi, guarda, poca gente anche, sì. E in vista del Natale siete preoccupati per il discorso anche che magari si facciano compere un po' di più, no? Speriamo bene, sì. Adesso anche non si vede gente, anche dice non tanta voglia, poi, sì. Prima per mangiare, sì. E dopo i vestiti? Sì, sì, perché mangiare è più importante per mangiare, sì, cibo, così. Allora incontro questa mamma che ha questi 2 splendidi gemelli, le chiedo il caro spesa, quanto la preoccupa, come si sta gestendo quando va a fare acquisti tipo al mercato? Sì, sì, abbastanza, abbastanza. I prezzi sono un po' aumentati forse, un po' su tutto, è così. Da dove vede gli incrementi maggiori? Ma forse sulla carne è possibile, sulle verdure, questo. E come si regola? Cioè compra di meno? Allora, per fortuna noi abbiamo un'azienda agricola e quindi riusciamo ad andare avanti con quello che produciamo, però per le cose che mancano devi comprarle e cerchiamo di gestire e di arrivare a fine mese, ecco. Siete in proiezione sul Natale? Che pensieri sta facendo? Farà meno compere, spenderà di meno? Ma non sto ancora pensando a niente in questo momento, manca un mese, quindi adesso non ci penso. Sicuramente più avanti riusciremo ad organizzarci. A cosa sta rinunciando, se sta rinunciando a qualcosa? Ma no, abbiamo una vita abbastanza semplice, tranquilla, di paese, ecco, sinceramente in questo momento non sto rinunciando a niente, per fortuna. Però sì, siamo un po' attenti, ecco, anche perché lo stipendio è uno, quindi dobbiamo andare avanti. E calibrare bene. Esatto. Signora, noi siamo al mercato, ha notato un aumento dei prezzi? No, a dire la verità, io ho preso solo una cosa e mi hanno fatto un buon prezzo. Cosa ha comprato? Abbigliamento. Ecco. E al mercato cosa compra o cosa non compra più? Non vengo tanto al mercato, però di solito l'abbigliamento, soprattutto per uomo, siccome mio marito ha anche una taglia un po', diciamo, importante, ecco, mi trovo bene e anche i prezzi sono convenienti, più che nei negozi normali. Natale fra 5 settimane scocca. Di solito ci si sfogava, no? Con bancomat e contanti. Quest'anno starà un po' più attento. Altro che stare più attenti, anche perché io abito in condominio, per cui abbiamo delle spese condominiali, dobbiamo fare dei lavori, per cui proprio zero. Ma farà neanche un regalo? Regali utili. Io tra l'altro ho 5 nipoti, per cui già lì andranno tutto a loro, ecco, andrà tutto a loro. Allora, come si comporta, ammesso che ci sia un aumento dei prezzi? Cerco di guardare quando ci sono le offerte, faccio quello. Ma dove trova i maggiori incrementi in questo momento? In tutto, la frutta, la verdura, tutto, la pasta. Ma ha dovuto rinunciare a qualcosa? Sì,
Ad esempio non compro più magari le bistecche di rosbif, prendo il petto di pollo, faccio così. La spesa è un pochino cambiata rispetto agli anni migliori. Ora viviamo un periodo sicuramente di maggiori ristrettezze e quindi siamo un momentino più attenti ai soldini che spendiamo. Oggi per esempio cosa ha comprato, quanto ha speso? Beh, per dire il vero devo ancora servirmi, però penso di stare sui 20 euro, diciamo. Che pesce comprerà? Penso i filetti di branzino, quello che ha ordinato la moglie in fondo. Siamo con un operatore del mercato di Martignaco. Pescivendolo a Oberdan, mi chiamo. Da Oberdan, 86 anni che veniamo a vendere pesce qua, da mio nonno. di nonno. Di questo signore che ha intervistato prima, suo papà era cliente ancora di mio nonno. Come si sta comportando? Sono lievitati i prezzi o no? Ma noi del pesce fino adesso stiamo abbastanza bene, perché noi abbiamo il pescato, quindi in base alla giornata sale e scende. Comunque rincari non del troppo, insomma sarà un 5-6%. Insomma. Dove trova i maggiori incrementi quando va a fare la spesa, visto che siamo al mercato? Beh, ultimamente li trovo nella frutta, cioè negli agrumi specialmente, visto che ne facciamo abbastanza consumo. E poi diciamo che ce ne sono diverse, adesso non... carni soprattutto, poi anche la pasta ho notato che è cresciuta, poi in generale insomma. Si cerca di risparmiare un po' su tutto, ecco, diciamo. Senta, lei è un'operatrice qui al mercato a mercato, Martignaco, sì, sì. mi fa una fotografia, come sta andando? Com'è oggi la giornata, come la vedete? Grigia, è così, ma non solo a Martignaco, c'è anche nei mercati più grandi. Cioè c'è un declino, ma manca la gente, non esce, ci sono problemi. Quindi non è il problema, non comprano ma soprattutto non arrivano. Non escono poi, a parte che non comprano, ma proprio non c'è più la gente nei mercati, non esce perché uscendo si spende. Cioè anche la minima, cioè anche se vado in un bar a fare colazione, partono, cioè è inutile, la gente non ce la fa più. Senta, lei fa l'ambulante da quanto? Allora, la bellezza di quasi 40 anni. Ha preso un po' di freddo? Sì, tantissimo, e ho sempre lavorato. Ecco, però Ammalata o non ammalata, sono sempre stata a lavorare presente. lei oggi va a casa, rientra e fa la spesa anche lei. Dove ha trovato gli incrementi? Ma da tutti i posti, da tutte le parti. Cioè nei supermercati in primis, lì e poi io sinceramente sono una persona che faccio sempre al mercato la spesa. Per la qualità che trovo, sono sincera, al fresco e poi anche per darci una mano tra di noi, tra l'altro. Sono sempre giustificati secondo lei gli incrementi? No, ma non è niente di giustificato ormai. Cioè qua io dal mio avviso ci stanno prendendo in giro, ma alla grande, non è... Tanto siamo noi piccoli che ci rimettiamo in ogni caso, Perché adesso, ammesso e concesso che comunque si abbassasse tutto, riscaldamento e tutto, secondo me i prezzi rimarranno alti lo stesso, come è sempre stato. Questo è. Questo è Omar, è uno degli operatori del mercato di Martignaco. Come sta andando? Anda male, malissimo. Una volta si può fare qualcosa, ma oggi come oggi è esaurita proprio unita. Quant'è che il calo di quant'è? Più del 70%, 80%. La gente non vengono fuori, non so, forse sono morti con il Covid, non so, non ho parole. Tutti i mercati sono così. La tentazione di tornare nel tuo paese, visto... tornare nel paese, ormai sono integrato qua. Quant'è che sei qua? È una vita, sono dall'84-85 che sono qua. Difficile? È difficile, sì. E voi che dovete rivendere, a quanto avete anche voi i vostri aumenti? La merce è aumentata dagli ingrossisti, ma noi abbiamo lo stesso prezzo. Abbiamo il prezzo dall'anno scorso. Quelle che li vendo a quel prezzo dall'anno scorso. Anche a meno. La gente non hanno soldi. Signora, riscaldamento? Non abbiamo ancora acceso. Paura delle bollette? Sì. Gliene sono arrivate già? No, è arrivato luglio-agosto e settembre-ottobre non mi è ancora arrivato. Però non abbiamo ancora acceso, io spero, ma abbiamo pagato di quelle bollette salatissime. Tipo?
tipo corrente, che adesso abbiamo protestato, 400, quasi 500 euro in 2, non ho né condizionatore né asciugatrice, abbiamo la lavatrice ma siamo 2 pensionati, sì, non è che faccio la lavatrice tutti i giorni, la lavastoviglie non la uso e quindi... Dove ha visto i maggiori aumenti al mercato? Dappertutto, non è uno che non abbia aumentato, sono tutti aumentati. E quindi cosa non compra? Non compro niente perché la verdura l'ho nell'orto e la carne la devo comprare al prezzo che è. E quella ho bisogno e la prendo. E vonde? Vonde. Queste dunque erano le parole raccolte da Daniele Paroni tra le bancarelle del mercato settimanale di Martignaco. La situazione, purtroppo abbiamo sentito, non è delle migliori, ma comunque dobbiamo guardare con un certo ottimismo lo stesso al periodo di Natale che sta per arrivare. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.